Grazie Presidente. Intanto, giusto per precisare, sì, Assessore Calzavara, sono molto preoccupata sulla capacità di vedere arrivare i fondi concretamente del PNRR, ma non sono preoccupata perché il governo non farà il suo lavoro, sono preoccupata perché non c'è un progetto concreto che ancora abbiamo visto di questa regione per accedere a quei fondi, tanto per specificare. Ora, per tornare invece sull'oggetto della discussione, ribadisco, questo è un progetto amministrativo tecnicamente ben fatto, sia nella definizione del processo di consolidamento, sia nella definizione del perimetro, del gruppo prima e del perimetro poi. Ed è per questo che ci asterremo, perché è difficile votare contro un documento che tecnicamente è ben fatto. Però c'è un problema di natura politica, perché questo Consiglio regionale non è un Consiglio di passacarte, non siamo dei ragionieri e non è neanche nei nostri compiti analizzare tecnicamente un bilancio consolidato di una società, di una holding così complessa. Il nostro compito sarebbe quello di esprimere un punto di vista politico sugli atti, anche tecnici, che ci sottoponete. E allora, Assessore, se io guardo i principi contabili che dovrebbero essere l'obiettivo, che dovrebbero indicarci la funzione che ha questo passaggio, nella definizione delle ragioni che dovrebbero portare una regione a fare il bilancio consolidato, tra le varie ce ne sono tre fondamentali. 1. Sopperire alle carenze informative e valutative. Qua l'ha spiegato bene la consigliera Ostanelli. Perché siccome si sa che un consigliere regionale non è che può andarsi a prendere i bilanci dei singoli enti, è necessario che abbia un quadro chiaro. Ma se il quadro non è chiaro, nel senso che diceva appunto la capogruppo Ostanelli, cioè non ci vengono dati elementi di riflessione, è un po' complicato. L'altra grande funzione del bilancio consolidato è attribuire, assegnare, costituire per la regione uno strumento che serva a 1. Programmare, 2. Gestire, 3. Controllare. Allora, programmare per me vuol dire avere chiarezza, leggendo il bilancio consolidato e le relazioni allegate, di qual è l'impianto di politiche pubbliche che attraverso questi 30 soggetti vogliamo mettere in campo. Poi discutiamo se è giusto che sia un soggetto o 30, ma vorrei capire qual è la strategia. Ecco perché ho chiesto di Veneto Sviluppo e non ho detto che Veneto Sviluppo non ha fatto il suo mestiere in quell'anno complicatissimo. Ho detto che la Commissione europea ci dice che non può essere Veneto Sviluppo a fare quel lavoro perché non è un soggetto pubblico, perché è partecipato per la metà da banche e da soggetti finanziari privati e dunque per la normativa europea non può gestire le risorse pubbliche nella maniera diretta in cui l'ha fatto in questi anni. Non lo dice la consigliera Camani, lo dice l'Unione Europea e ce l'ha detto 4 anni fa. E noi infatti avevate cominciato a togliere le risorse con l'idea di far fare questo mestiere ad Avepa, che è un soggetto interamente controllato dalla regione. Poi però è arrivata la pandemia e siccome durante la pandemia si può fare tutto, avete sospeso questo processo di spostamento di funzione e avete rimesso tutte le risorse su Veneto Sviluppo, incluso il fondo anticrisi per la pandemia. Va benissimo, avete lavorato bene e Veneto Sviluppo ha fatto bene. Domani la pandemia finisce, domani. E noi siamo punto a capo e se io chiedo domani, dopodomani, quando finisce la pandemia, alla luce del fatto che Veneto Sviluppo quel mestiere non la può più fare, come vogliamo organizzare quella funzione fondamentale, risposte non ne ho. Faccio un esempio, ne ho fatto uno, potrei farne davvero moltissimi in riferimento alla funzione strategica delle società. Quindi programmare. 2. Gestire. E anche qua vi ho chiesto quale governance rispetto a questo articolato sistema di società partecipate, controllate ed enti e agenzie. Quale governance ci vogliamo dare? C'è un modo per cui il CDA di Veneto Sviluppo ha qualcosa a che fare col CDA di Veneto Innovazione, che ha qualcosa a che fare col CDA di Avepa?
in maniera trasparente, non soltanto perché sono presidenti di CDA nominati dalle stesse persone. In termini di policy abbiamo un'idea su questo. Calcolate che gli enti esterni alla regione del Veneto, dentro il perimetro consolidato, non è che gestiscono partite marginali. Tutte le politiche finanziarie della regione sono gestite da società partecipate e controllate. Praticamente la stragrande maggioranza dei fondi europei, dall'accesso ai fondi, la rendicontazione, l'emissione dei bandi sui fondi strutturali è gestita da una società esterna. Tutta la partita dei trasporti con Veneto Infrastrutture, sistemi territoriali, CAV e via discorrendo è gestita da società esterne alla regione, quindi solo indirettamente controllate da questo Consiglio. Le politiche sul lavoro sono gestite da Veneto Lavoro, una roba fuori dalla regione del Veneto. E faccio una piccola parentesi perché non è un soggetto che rientra nel perimetro di consolidamento, ma pure le politiche sanitarie dopo la riforma di Azienda Zero non rientrano nel bilancio della regione e stanno nel bilancio di Azienda Zero che in questo Consiglio non passa mai. Quindi stiamo parlando di una regione che ha deciso di delegare a soggetti esterni l'esercizio delle funzioni strategiche più importanti di politica pubblica regionale. Mi va benissimo se funziona, vi chiedo di capire qual è la governance di queste politiche, visto che nel bilancio della regione non la vediamo. Non la vediamo. Terza questione dei principi contabili, dicevamo programmare, gestire, controllare. Controllare. Perché noi non abbiamo solo la responsabilità di suggerire, indicare, indirizzare le scelte, ma come sempre si tratta quando si ha a che fare con i soldi pubblici, ciascun consigliere regionale ha l'obbligo di esercitare funzioni di controllo. E se io quei soldi non li vedo nel bilancio della regione, ma li vedo transitare nei bilanci degli enti, è complicato se non c'è un sistema di governance e se non c'è una programmazione efficiente consentirci di svolgere la funzione di vigilanza e di controllo. Ecco perché il voto sarà di astensione rispetto all'elemento tecnico con cui è costruito il bilancio consolidato, ma le perplessità rispetto a questa modalità organizzativa che però diventa sostanza politica ci lascia molto perplesso, perché io sono convinta che a questo Paese, a questa Regione, serva come l'acqua avere una macchina amministrativa efficiente. Penso che nessuno come i veneti può sapere quanto sia importante l'efficienza della macchina amministrativa che sta dentro questa Regione. Però guardate che macchina amministrativa efficiente non fa rima con assenza di macchina amministrativa, perché delego l'esercizio della funzione pubblica all'esterno. Allora, avere una pubblica amministrazione efficiente che risponde con capacità, velocità ed efficacia alle richieste dei cittadini e delle imprese del Veneto deve essere anche una macchina che ha una testa politica a cui risponde, che sia facilmente individuabile e che sul cui operato si possa esercitare una funzione di controllo. Io credo, e vado a concludere, che per il bilancio consolidato che ci avete presentato, per come avete costruito l'architettura istituzionale delle funzioni pubbliche che la Regione Veneto deve svolgere, queste tre funzioni fondamentali non siano garantite. Non c'è la programmazione, non sappiamo qual è l'impianto che vogliamo mettere in campo da offrire ai veneti, non abbiamo capito qual è la governance, il governo da utilizzare rispetto agli assi strategici di politica aziendale e infine non siamo sempre messi nelle condizioni di poter esercitare compiutamente la nostra funzione di vigilanza e di controllo. Per questo, e concludo Presidente, il nostro voto sarà tecnicamente di astensione, ma politicamente il giudizio è assolutamente negativo.